Diamo il benvenuto a Eros Goi, direttore generale di Finest, Export e Imprese. Cosa fa Finest a supporto delle imprese per l'internazionalizzazione e qual è il valore aggiunto che viene dato con la partnership con SACE? Finest è un cosiddetto equity contributor, quindi cosa succede? Succede, semplificando il processo, che Finest assieme all'impresa italiana sottoscrive una quota di capitale dell'impresa estera che assieme vanno a costituire. Perché Finest e SACE sono sinergiche? Per un semplice motivo, perché all'interno del portafoglio dei prodotti SACE esistono chiaramente delle forti sinergie con il lavoro che facciamo noi. Finest è operativa anche nei paesi dell'Europa dell'Est e quindi anche in Russia, in cui ci sono sanzioni che hanno portato un calo dell'export italiano. Come hanno reagito, come stanno reagendo le imprese e cosa state facendo invece voi come state reagendo? Ovviamente le imprese stanno reagendo nella maniera in cui vuole la Federazione Russa, cioè nel senso che se un'azienda italiana è stata estromessa da quel mercato per effetto degli embarghi, sta ricercando degli accordi di collaborazione direttamente in quel paese che le permettono di produrre in quel paese saltando l'embargo. Ovviamente noi come Finest rispondiamo a delle logiche industriali regionali e diamo una mano a questo processo cercando di evidenziare queste opportunità alle imprese italiane. Cosa direbbe invece a una giovane impresa che vuole tentare la strada dell'internazionalizzazione? Di tentare, prima cosa, di non spaventarsi rispetto ai rischi del mercato, perché i rischi ovviamente ci sono, ma vanno ovviamente gestiti. E suggerirei inoltre di prendere veramente lezione gli ultimi anni della storia economica del nostro Paese, che sono singolari nel bene e nel male. Bene, io ringrazio Eros Goi.